amico, il proprietario, una brava persona, una persona per bene. Il ragazzo lo conosceva? No, il figlio no, però so che è aperto da un anno, non lo so, non so che dire, cioè nel senso che sono sconvolto, una cosa, notizie assurde, sacrifici per aprire e gli ammazzano il figlio a 19 anni, ma io dico, io non Lei è so. residente qui nella zona o un pub? Eh? Lei è residente o un pub? No, io sono commerciante, mi occupo di altro, ma io non lo aprirei mai un locale qua, sinceramente. Qua è, non lo so, forse a Palermo, non lo so. Io mi occupo di altro. Conosce la famiglia? Conosco il padre perché come io qua ci avvicino gente a bere qualcosa e me ne vado, non è che no. Pare che stesse sedando una rissa, che volesse separare dei ragazzi. Quello che ho letto io, quello che sapete voi, io ho letto dai quotidiani, quelli che voi. Ma non sono venuto di proposito perché non ero sicuro che era lui. Dico, è stato un altro la stessa cosa, però una persona che uno conosce è peggio, è molto peggio. Ma la sensazione in città qual è? Cosa pensa appunto di questa situazione? Allora io dico, io quello che non capisco perché non presidiano questi posti. Cioè i carabinieri sono qua, ma arrivano sempre dopo. Cioè, perché non mettono una. Io non è che voglio criticare, non voglio né criticare né giudicare, niente. Cioè mettere un presidio, una camionetta dei carabinieri, con i cani cinofoni. Loro hanno i cani che sono. Però c'è anche che si spara